Assessorato al Recovery Plan è la nuova mossa di Treviso, primo comune in Italia per portare avanti progetti strategici a favore del territorio come la metropolitana di superficie. Oggi le dimissioni del Premier Conte nelle mani del Capo dello Stato, che domani aprirà le consultazioni. A Roma intanto i rappresentanti veneti si dividono. Continua il calo dei contagi in Veneto, così dal 1 febbraio le attività specialistiche negli ospedali ripartiranno, intanto diminuisce anche il rischio clinico da zona 5 a zona 4. Audizione di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche oggi del procuratore reggente di Treviso De Bortoli sul caso Veneto Banca, terminata con un duro sfogo del magistrato. Sono oltre 500 le firme raccolte in una petizione promossa dagli ambulanti del mercato di Motta di Livenza e consegnata al sindaco, al quale chiedono di poter riportare le bancarelle in piazza. Potrebbero tenersi a settembre le prossime elezioni amministrative, una lunga campagna elettorale per Conegliano dove c'è già chi si mette a disposizione come l'ex sindaco Floriano Zambon. Il presidente del Veneto Luca Zaia parla a ring dal Covid alla crisi di governo, il governatore commenta il delicato momento sanitario e politico. Dalle 21:15 su Antenna 3. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Nel giorno, nelle ore della crisi di governo, ecco la mossa del Comune di Treviso. Sarà istituito un assessorato al Recovery Plan per portare avanti progetti strategici per il territorio come quello della metropolitana di superficie. Noi istituiremo anche un assessorato specifico appunto per accedere a questi fondi, ma soprattutto per elaborare quelle che devono essere delle progettualità nelle tempistiche richieste. L'annuncio in anteprima arriva nel corso di Ring. Treviso sarà il primo comune d'Italia con un referato di peso chiamato ad applicare a livello locale il Recovery Plan. L'obiettivo d'altra parte è portare a casa nella Marca una fetta di quei finanziamenti europei destinati al Paese, una partita strategica anche per il territorio. Siccome sono occasioni che noi non vogliamo perdere, ho deciso di dare una delega specifica all'assessore Manera, il quale istituirà proprio anche un settore che si occuperà esclusivamente di questo argomento. Una task force quindi che andrà a potenziare lo stesso settore dei fondi comunitari già presente a Casugana. Serve competenza, serve professionalità e servono delle persone che si dedichino a quel tipo di percorso che può portare delle opportunità su temi di mobilità e ambiente, scuola e trasformazione digitale delle strutture sicuramente molto importanti. Tra queste quelle connesse alla mobilità con il sindaco, che cita un progetto in particolare. Sicuramente il People Mover, la metropolitana di superficie che potenzialmente può unire l'aeroporto alla stazione di Treviso, è uno di quei progetti che tra l'altro dalla Commissione europea è vista favorevolmente, e quindi anche da questo punto di vista noi ci stiamo già muovendo con degli studi di fattibilità. Certo, per agguantare le risorse del recovery serve innanzitutto un governo che lo porti avanti sui tavoli europei. Inevitabile guardare alle dimissioni del Premier e alle mosse del Quirinale. Oggi serve stabilità, serve un governo forte, e credo che se in queste ore non troveranno la quadra di una maggioranza forte, determinata, con una visione di paese, l'alternativa rimane quella di dar voce ai cittadini, che sceglieranno loro a chi dare la responsabilità di progettare il futuro delle nostre comunità. Questo quindi l'auspicio del primo cittadino di Treviso in ore complicate per la politica nazionale e non solo. Intanto i rappresentanti veneti a Roma proprio sul tema della crisi si dividono. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, professor avvocato Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. L'epilogo di quasi 2 settimane sulle montagne russe si è consumato a mezzogiorno al Quirinale, dove è calato il sipario sul Conte bis. Troppo rischioso aspettare il voto sulla relazione Bonafede al Senato, meglio giocare d'anticipo, soprattutto se l'intenzione è trovare i numeri per un Conte Ter, quei numeri che adesso non ci sono, con il Dem Achille Variati che fissa una linea invalicabile anche per il prossimo futuro. Mi escludo l'idea che nasca un Conte Ter, chiamiamolo ballerino, perché non servirebbe al Paese, non servirebbe alle forze politiche che lo appoggerebbero, sarebbe veramente una cosa molto grave. Quindi se nascerà un Conte Ter è perché ci sarà una maggioranza
più forte rispetto a quella che c'era prima. Affida a Facebook un grazie a Conte, l'unico ministro veneto, il 5 Stelle Federico D'Incà, per il quale è il momento della responsabilità e generosità. Ma se PD e Grillini continuano a guardare a un Conte terra, i rappresentanti veneti del centrodestra a Roma chiedono al Colle un governo totalmente diverso o il ritorno alle urne. Io spero che il centrodestra metta a disposizione le migliori persone con le migliori capacità per formare un governo di centrodestra, visto che avevamo anche vinto le votazioni 3 anni fa. L'Italia è in difficoltà, i nostri cittadini soffrono così come tutte le categorie produttive, ma la maggioranza non trova nulla di meglio che litigare per le poltrone. Noi crediamo che questo spettacolo indecoroso debba finire e che l'unica via sia quella di tornare il voto e ridare la voce agli italiani. Il centrodestra andrà unito dal Presidente Mattarella a confermare la propria volontà, che è quella di non votare un Conte terra, ma che si sciolgano le Camere e si vada immediatamente a elezioni. Resta ovviamente il fronte del Covid, che certo non aspetta la politica, con le novità di giornata in ambito regionale e sanitario. Le attività specialistiche negli ospedali sospese per il Covid ripartiranno dal 1° febbraio. Saranno così sbloccate le liste d'attesa. L'attesa per i cittadini è terminata. Dopo mesi di sospensione delle attività specialistiche, oggi è arrivato l'annuncio. Domani saranno firmati i provvedimenti per lo sblocco delle liste di attesa. Dal 1° febbraio riprendono le attività di specialistica ambulatoriale. Ricordiamo che noi avevamo sospeso le prestazioni a 30 e a 60 giorni, mentre le prestazioni a 24 ore e 10 giorni non sono mai state sospese, ossia quelle più urgenti. E proprio in queste ore si sta discutendo sulla questione della riprogrammazione degli appuntamenti. Memori di quanto successo ad aprile, la Regione, ha spiegato l'assessore, sta lavorando soprattutto sull'incremento del personale dei CUP. Non solo, riprenderà anche la libera professione per il personale medico. Intanto continua la flessione della curva dei contagi che porta il Veneto a scendere di un gradino, dal massimo di zona 5 al grado inferiore di zona 4 per quanto riguarda il rischio clinico, secondo il piano di emergenza sanitaria regionale. Sono infatti diminuiti sia i pazienti ricoverati in area non critica che quelli in terapia intensiva. Sul fronte vaccini, domani arriverà la fornitura di Pfizer, quindi domani arriveranno le 50.300 dosi. E il 31 invece arriveranno le 5.300 dosi di Moderna. L'assessore Lanzarini ha ricordato che la scorsa e questa settimana sono in corso solo le somministrazioni delle seconde dosi. Intanto ieri si è tenuto un incontro con l'ordine dei medici delle 7 province per fare il punto sulla campagna vaccinale. Loro hanno dato nuovamente la loro disponibilità. È chiaro che, come abbiamo detto più volte, riusciremo a fare una programmazione solo quando avremo cognizione del numero di vaccini che arrivano e soprattutto affidandoci molto, l'abbiamo detto, ad AstraZeneca o ad altri vaccini. Ci hanno chiesto, ha concluso la Lanzarini, la vaccinazione degli ordini professionali che lavorano in privato come dentisti e oculisti. Questi sono compresi e gli ordini dei medici dovranno fornire gli elenchi. Stasera alle 21:15 su Antenna 3, puntata speciale di Ring, ospite del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, il presidente della regione Luca Zaia, un'intervista a 360 gradi sui temi caldi, dalla situazione epidemiologica in Veneto, dalla campagna vaccinale alla crisi di governo, senza dimenticare naturalmente l'autonomia e anche la nuova mappa del rischio della Commissione europea. Proprio questa mappa sta facendo molto discutere anche in Veneto, soprattutto le categorie economiche. Chiediamo la modifica di questi parametri, chiediamo di farlo velocemente perché altrimenti rischia di passare un'idea che è totalmente errata, e pazienza ora, ma se questa cosa permane nel tempo noi rischiamo, quando ci sarà la ripartenza turistica, che secondo me ci sarà, di pagare questo nella scelta dei turisti che magari oggi
stanno anche progettando la propria vacanza. Il mondo economico e turistico del Veneto ha già avviato i canali con Roma e Bruxelles, chiedendo che vengano rivisti i parametri utilizzati dalla Commissione europea per la nuova mappatura del contagio nel vecchio continente, che vede la nostra regione, insieme a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e la provincia di Bolzano, colorarsi di rosso scuro, ovvero area ad alto rischio Covid. Il criterio utilizzato considera 500 più contagi ogni 100.000 abitanti come dato cumulativo negli ultimi 14 giorni. Si sono utilizzati dei parametri che sono parametri vecchi, non è lo specchio della situazione reale e attuale che stiamo vivendo. Anche il numero 1 di Confturismo Veneto punta il dito contro i parametri. Come dice Zaia, più test facciamo e più questo atteggiamento virtuoso, spiega Michielli, ci si ritorce contro. Chiaro che se una regione fa 10.000 test al giorno, una ne fa 7, una rileverà 2 contagiati, l'altra ne rileva 20.000. E quindi questo è un concetto che credo Zaia sia riuscito a far passare a Roma. Adesso bisogna ripartire da capo e farlo passare anche a Bruxelles. Confturismo non ha perso tempo muovendosi già con i propri canali a Roma e a Bruxelles, ma dice Michielli serve di più. Ben più rapidi sono i collegamenti che può avere un ministro, possibilmente in carica e come lo lasci dire, che alza il telefonino, chiama Bruxelles e dite ragazzi non ci siamo. Sommiamo problema a problema lo sfogo del presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Sartor. È un elemento che non solo danneggia dal punto di vista economico, ma crea anche un po' di problemi dal punto di vista della tenuta del sistema. Non basta solo la questione di aver subito il danno nelle relazioni personali del turismo, se sommiamo a questo anche la difficoltà di relazioni di lavoro, è evidente che il sistema non può riprendere. Adesso per noi c'è una brevissima pausa, dopo. Di nuovo insieme per parlare dell'audizione di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche oggi del procuratore reggente di Treviso De Bortoli sul caso Veneto Banca, terminata con un durissimo sfogo del magistrato. Appunto di cercare di puntare. Mi sono sentito solo a portare avanti questa indagine, ha detto di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario il procuratore reggente di Treviso Massimo De Bortoli, titolare dell'inchiesta su Veneto Banca, chiamato a rispondere ai quesiti dei commissari, molti dei quali veneti, sul crack della Popolare. De Bortoli, al termine dell'audizione, ha voluto sottolineare in che condizioni la procura trevigiana abbia dovuto lavorare. L'unica arma è quella di cercare di fare presto, bene e velocemente i processi. Questo però comporta che lo Stato dovrebbe fare un particolare sforzo in questi casi. Io per esempio, scusatemi se poi chiudo, un piccolo sfogo, io francamente mi sono sentito solo a fare questo tipo di indagine. L'unico aiuto l'ho avuto dalla Guardia di Finanza, abbiamo chiesto risorse ma soprattutto di personale, materiale, non abbiamo avuto assolutamente nessuna risorsa aggiuntiva per fare questo processo. Abbiamo una carenza anche di personale amministrativo che è incredibile. 2 procedimenti in corso a carico di Vincenzo Consoli, che davanti alla Commissione De Bortoli descrive così per spiegare la gerarchia all'interno di Veneto Banca. E lui era il padrone assoluto, addirittura è emerso che non solo poteva far licenziare a suo piacimento qualunque dirigente fosse a lui sgradito, ma poteva addirittura far allontanare anche gli amministratori o i sindaci della società. Quindi lui era veramente un despota assoluto. Altri 2 filoni d'inchiesta riguardano le truffe ai risparmiatori da un lato e la bancarotta dall'altra. Unico fronte, quest'ultimo, con margini più ampi per arrivare a un risultato definitivo dal punto di vista penale. Il destino degli altri processi è già assegnato. Tenuto anche conto della situazione molto difficile in cui versa la Corte d'Appello di Venezia, purtroppo devo dire che è molto probabile che tutti questi processi poi alla fine non arriveranno ad una sentenza definitiva. Sarebbe già comunque positivo almeno che si arrivasse ad una pronuncia di condanna, perché almeno le statuizioni dal punto di vista civilistiche, quindi a favore delle parti civili, quelle comunque rimarrebbero efficaci.
Parole quindi durissime, quelle del procuratore De Bortoli, ma adesso andiamo a Motta di Livenza per la protesta sfociata in una petizione degli ambulanti. Presenteremo una petizione per ritornare in piazza perché noi eravamo qua venuti solo per momentanea emergenza. Nel pomeriggio una rappresentanza di ambulanti del mercato di Motta di Livenza hanno consegnato al sindaco Alessandro Righi la raccolta firme fatta tra le bancarelle ma anche nei negozi del centro con una richiesta precisa. Di ritornare in piazza, di ritornare nella normalità. 118 le attività coinvolte per 250 famiglie, non solo ambulanti ma anche negozi e locali che gravitano intorno alla piazza centrale di Motta, che dallo scorso novembre stanno risentendo dello spostamento delle bancarelle in Borgo Aleandro, scelta dettata da ragioni di sicurezza legate alla pandemia. Sui banchi del mercato ma anche sulle vetrine degli esercizi commerciali sono stati affissi questi cartelli per sensibilizzare gli stessi cittadini mottensi. Circa 500 le firme raccolte in appena 3 giorni. Stare qui significa andare a casa, morire. Le vendite sono nettamente calate, noi chiediamo di rientrare quanto prima in piazza per poter riprendere per quanto possibile la nostra attività. Abbiamo avuto una grossa perdita, parlo per la mia attività che vendo frutta e verdura, un 40%. Come amministrazione siamo coscienti del disagio e delle problematiche che ha comportato lo spostamento del mercato e per questo siamo vicini agli ambulanti e ai commercianti. Spostamento concordato molti mesi fa con i loro rappresentanti, spiega il sindaco di Motta Alessandro Righi, che aggiunge: purtroppo la situazione non è così semplice e l'attuale emergenza sanitaria ci obbliga ad essere vigili e accorti per evitare ogni tipologia di assembramento e quindi al momento, da una valutazione fatta da ufficio tecnico e polizia locale, non è possibile garantire le condizioni di sicurezza dei mercati in piazza. Appena le condizioni lo permetteranno, conclude il primo cittadino, lo faremo immediatamente. Dalla protesta degli ambulanti a quella dei titolari di palestra andiamo a Masera, dove Yuri della palestra Dorian Gray continua la sua lotta e rinuncia persino ai ristori. Beh, diciamo che questa più che un ristoro mi sembra una presa in giro, anche perché noi siamo chiusi ormai da un anno. Io ho solo di spese fisse al mese circa 6.000 euro. Quindi con i 2.000 euro capisci che non me ne faccio proprio niente e quindi ho preferito lasciarglielo. Di fronte a un ristoro che ristoro non è, la decisione di Yuri è stata netta, totalmente in linea con quanto fatto fino ad oggi nella sua palestra Masera, divenuta simbolo della protesta del mondo del fitness. Palestre e piscine che, stando alle ultime norme, dovrebbero riaprire il 5 marzo, ma il condizionale è sempre più d'obbligo. Lo stesso Yuri ci crede poco. Secondo me prima di fine marzo, inizio aprile noi non apriamo, anche perché per il governo abbiamo già capito che il nostro settore è proprio l'ultimo dei pensieri, purtroppo. Intanto qui a Masera l'allenamento prosegue in forma gratuita in un gazebo montato all'esterno della palestra, dove sono stati collocati tutti gli attrezzi, una battaglia sul filo dei decreti. Io lo faccio come protesta e quindi è tutto gratuito e lo faccio per tutti gli appassionati di questo sport e non solo per i nostri iscritti. Anche perché so bene cosa vuol dire togliere la possibilità di fare lo sport a questa gente. E tra una panca e un bilanciere la protesta va avanti, decine le persone che si allenano ogni giorno. Beh, io vado avanti fino alla fine. Ha combattuto fino alla fine tra la vita e la morte il 37enne indiano travolto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a San Biagio di Callalta. La tragedia avvenuta lunedì 18 gennaio poco dopo le 20. L'uomo era andato a comprare del cibo da asporto, poi tornando a casa è stato travolto da un Peugeot 206 condotto da una 23enne originaria della Bielorussia. La giovane si è subito fermata per prestare i primi soccorsi. Le condizioni dell'uomo sono però subito apparse gravissime. Ricoverato in terapia intensiva, è morto nella notte. Il sostituto procuratore della Repubblica di Treviso, Anna Andreatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico della 23enne. La pagina della politica ci porta a Conegliano per le prossime elezioni amministrative, una lunghissima campagna elettorale per la città del Cima, dove c'è già chi si mette a disposizione per tornare a governare la città. Floriano Zammon si candiderà a sindaco? Ma non è una necessità.
può essere un'opportunità. Io credo di avere un'esperienza amministrativa abbastanza lunga che sono disposto a mettere a disposizione. È di fatto la prima candidatura a sindaco per le prossime comunali di Conegliano, lanciata da chi conosce molto bene la città ma anche la politica. Attento a quella nazionale, ipotizza non prima di settembre l'apertura delle urne per la città del Cima. Una campagna elettorale lunga quindi, quella che si presenta per Conegliano, tra l'altro carica di veleni e veti incrociati nel centrodestra, frutto della caduta anticipata del sindaco e segretario provinciale di Forza Italia, Fabio Chies. C'è chi dice che dietro a tutta l'operazione c'è lei. L'operazione della chiusura dell'esperienza amministrativa va escluso totalmente, perché io ho chiuso a novembre del 29 novembre del 2017 e ovviamente ho visto che cosa è accaduto. Io dico a chi si permette di fare questa riflessione che chi è causa del proprio mal pianga se stesso. Lucida l'analisi del fallimento. Secondo me non c'è stata la capacità di relazione, non c'è stata la capacità di mediazione, la verità non ce l'ha in tasca un'unica persona. Ecco, io penso che un po' di esame di coscienza, un tuffo nell'umiltà in questo caso non faccia male. Conegliano è una città politicamente moderata, secondo Zambon, e sulla scia di Roma l'equilibrio giusto sta in un centro collegato al modello veneto della Lega, quella per intenderci che guarda più a Giorgetti che non a Salvini. La ripartenza è da là, è avvenuto nel 98 quando c'è stata la caduta abbastanza traumatica dell'amministrazione del tempo, ed è un invito che io ho già fatto, che è quello di cercare di ricostruire un laboratorio in questo senso. L'ipotesi di un approdo del colosso dell'e-commerce Amazon a Roncade scatena il dibattito tra le categorie produttive. Il presidente di Ascom Treviso, Capraro, chiede un tavolo immediato di confronto. Abbiamo davvero bisogno di questi insediamenti? Questi insediamenti sicuramente servono a quella realtà privata, ma noi che siamo responsabili del nostro territorio, crediamo davvero che il nostro territorio abbia bisogno di quei contenitori lì? Sposta l'interrogativo sul tema del consumo di suolo e dello sviluppo sostenibile il presidente della Confcommercio Capraro, riferendosi alla prospettiva di uno sbarco del colosso Amazon a Roncade nei pressi del Casello e all'interrogativo che si apre sul futuro del discusso polo logistico tra Quarto d'Altino e Casale sul Sile, dato per assodato che lo sviluppo tecnologico e l'online, dice Capraro, rappresentino la nuova frontiera di vendita. Sull'aspetto, e ho chiuso, del digitale, è chiaro che noi, Camera di Commercio, le associazioni di categoria, tutti coloro che hanno un ruolo di responsabilità in questo senso devono sposare, non combattere, devono sposare il digitale e devono portarlo all'interno delle famiglie, delle scuole, delle aziende e degli esercizi commerciali, perché questo è il nostro futuro. Sulla stessa lunghezza d'onda si esprime il presidente Unioncamere Mario Pozza, che sottolinea la necessità di investire in infrastrutture. Abbiamo un consumo del suolo direi molto importante, molti allarmi sono stati lanciati, tra l'altro c'è uno studio che Camera di Commercio e Assindustria Veneto Centro stiamo ormai ultimando per fare la mappatura delle province di Padova e di Treviso di quanti capannoni ci sono, di quanti sono occupati e cosa c'è dentro in questi capannoni. Torniamo a Treviso, dove prosegue il progetto di accoglienza degli immigrati. Il comune di Treviso non rinuncia al percorso di accoglienza degli immigrati, ma lo porta avanti secondo le nuove regole della riforma Salvini. In primavera il Ministero dell'Interno aveva suggerito a Cassugana il prosieguo dell'esperienza dell'ormai famoso SPRAR. Io giudico il presente, noi ci siamo ritrovati ad avere uno strumento, Proimi, rifinanziabile e con dei dati che erano assolutamente positivi, di inserimenti e di accompagnamento all'autonomia di persone non richiedenti asilo ma titolari di permesso, e quindi si è deciso di investire su un progetto che coinvolge nel corso dell'anno 49 persone tra uomini e donne. Percorso per gestire il quale è stato assegnato in questi giorni il bando per il prossimo triennio alle cooperative La S di Treviso e Una Casa per l'Uomo di Montebelluna. Investimento 2.146.000 euro finanziati in 3 anni dal Ministero, con cui si darà
una casa e una prospettiva ai 49 soggetti coinvolti. Sono persone che hanno delle caratteristiche per poter poi essere indirizzate al mondo del lavoro, a un'autonomia. C'è un investimento dello Stato su persone che hanno delle possibilità poi di trovare effettivamente di crearsi una vita in Italia. Sebbene dal Comune si riconosca che lo SPRAR, al quale la Lega era in passato dichiaratamente contraria, abbia dato risultati positivi, si apre con il nuovo triennio una stagione di accoglienza nuova. Rientra in quella che è la logica di accoglienza dell'immigrazione con un progetto dedicato alla persona che piace ovviamente anche a questa amministrazione, e SIPROIMI è nato da una riforma dell'allora ministro Salvini. Festa questa mattina nella casa di riposo residenza Gianni Marina di Ponte di Piave per i 101 anni di Giovannina Rubik. A portarle gli auguri di tutta la comunità il sindaco Paola Roma e l'assessore ai servizi sociali Giovanna Zanotto. Originaria di Udine, la signora Giovannina ha vissuto un secolo di trasformazioni sociali. Insieme al marito, con il quale ha avuto 2 figli, è emigrata in Argentina per poi tornare in Italia, dove ha sempre fatto la casalinga dedicandosi alla famiglia. Auguri quindi a nonna Giovannina. Adesso andiamo a Belluno. A Belluno, dove è lutto per la morte di Massimo De Valliera, che fu sindaco di Roccapietore per 9 anni, dal 1990 al 1999. De Valliera aveva 64 anni e da parecchi giorni era ricoverato in rianimazione a causa del Covid. È un grande dispiacere per tutti qui in municipio, commenta commosso il sindaco attuale di Roccapietore, Andrea De Bernardin, che in queste ore ha esteso alla famiglia le condoglianze di tutta la comunità. La speranza di tutti era di rivederlo nel suo ufficio a Caprile, ma l'evoluzione della malattia gli è stata fatale. Qui lo vedete in veste istituzionale con l'allora Presidente della Repubblica Cossiga. Covid-19 trend in calo, nonostante tutto in provincia di Belluno si allenta la pressione sugli ospedali dell'Ulsuno Dolomiti. Prudenza e cautela richiede la situazione relativa al piano vaccinale. La campagna partita con slancio ha già consentito di utilizzare 7.600 dosi. Il punto del commissario Rasi Caldonio. Il trend rispetto al numero di positivi è sicuramente in diminuzione, fortunatamente, e quindi la seconda ondata si sta via via affievolendo. Allenta la morsa il contagio da Covid-19 nel Bellunese, la provincia che più di tutte ha sofferto la pandemia in proporzione alla popolazione residente. Ad oggi sono 1.500 circa i positivi rilevati grazie al costante e robusto screening sia con tamponi antigenici che molecolari. Il ritmo è di 1.500 al giorno per i tamponi rapidi e di 800 per quelli molecolari. Cala la pressione sugli ospedali, attualmente ci sono 7 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 63 in area non critica e 14 negli ospedali di comunità, cifre decisamente ridimensionate rispetto ai valori registrati nella seconda metà di dicembre, pari a più del doppio. Quanto alla campagna vaccinale, partita con slancio lo scorso 27 dicembre, ad oggi sono già state inoculate 7.600 dosi, di cui 1.200 relative al richiamo. Ora il momento è di grande prudenza e cautela. Il piano adesso terrà conto anche di questa incertezza sulla continuità degli approvvigionamenti dei vaccini Pfizer, ma comunque la nostra organizzazione ha già dato delle risposte assolutamente positive. Da lunedì prossimo, con la gradualità del caso, ripartiranno tutte le attività di ambulatorio e specialistiche ridimensionate nei mesi di picco. Abbiamo potuto garantire esclusivamente le prestazioni, diciamo così, particolarmente urgenti, mentre le prestazioni ordinarie, per poter dare adeguata risposta ai ricoveri in area Covid, naturalmente hanno dovuto in un certo senso battere un po' il passo. Non hanno subito stop i progetti in cantiere per la ristrutturazione delle strutture ospedaliere. Entro l'anno partiranno i lavori da 30 milioni di euro per l'adeguamento antisismico del San Martino e in contemporanea si lavorerà ancora a Feltre per la ristrutturazione dell'ospedale di Lamon, mentre sono in corso i lavori di rifacimento del pronto soccorso di Agordo e della base per l'elisoccorso all'ospedale di Pieve di Cadore. Disarmati e vulnerabili con comportamenti di inquietudine e disagio. La pandemia sotto la lente del sociologo bellunese Diego Cason.
Noi ci troviamo esattamente come si trovavano gli ateniesi nel 400 a.C., e cioè disarmati e con la percezione acuta della vulnerabilità di fronte a un pericolo mortale. Epidemie del passato e pandemia del presente. Diego Casona ha analizzato le differenze e studiato quanto il Covid-19 ci abbia coinvolto nei comportamenti individuali e collettivi. L'aspetto che ci accomuna di fronte all'ignoto, spiega, è fonte di paure insondabili e profonde, ma ci sono dei distinguo. In passato, di fronte all'evento che veniva, come dire, assegnato al destino, era una sorta di rassegnazione. Oggi l'idea che la modernità e gli strumenti tecnologici ci permettono di affrontare e risolvere ogni problema non è affatto vera, e ce ne siamo accorti tutti. Questa idea di poter risolvere ogni problema è un'idea pericolosa, perché la sua, delusione sta provocando effetti molto più gravi che in passato, perché quella che sta maturando nella società contemporanea è una rabbia diffusa e la ricerca di responsabili. Un tempo il responsabile era l'untore, lo straniero, la nave che entra in porto, tutti meccanismi che si sono ripetuti nella modernità. E però la ricerca del responsabile, in questo caso di pandemia globale, è una ricerca stupida, perché non possiamo assegnare ad altri la responsabilità di qualcosa che invece ognuno di noi può portare dentro di sé, magari anche senza esserne consapevole, come accade per gli asintomatici. Nello studio Casona ha analizzato i comportamenti. Nella fase acuta abbiamo risposto con inquietudine e disagio, ma, sottolinea, sarei molto scettico sui cambiamenti dei comportamenti degli umani. Noi abbiamo la memoria molto corta, passato il pericolo, arrivederci e grazie, riprendiamo esattamente le abitudini e il nostro modo di comportarci. Questo cambiamento sarebbe necessario perché è proprio la nostra invadenza nel mondo dei viventi che provocherà sempre di più l'esposizione a pandemie ed epidemie future. In ultima battuta vi ricordo che questa sera alle 21:15 ospite di Ring con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino ci sarà il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, un'intervista a 360 gradi sui temi caldi del momento, dalla situazione dell'epidemia da Covid in Veneto alla campagna vaccinale, passando per la nuova mappa del rischio della Commissione europea. C'è poi ovviamente la crisi di governo che oggi è arrivata al suo epilogo. Non ci sono aggiornamenti particolari da Treviso e Belluno, e quindi tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Adesso le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Si mantiene stabile la pressione atmosferica. Anche mercoledì 27 gennaio il tempo risulterà in prevalenza buono, con un clima ancora piuttosto freddo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia un contesto per lo più soleggiato, tuttavia in mattinata il cielo sarà alquanto nuvoloso e coperto, con locali addensamenti alternati però a maggiori spazi di sereno, questo soprattutto nelle ore pomeridiane. Vediamo le temperature, che risulteranno essere in ulteriore lieve calo, minime ancora sotto zero su tutte le province della regione, valori massimi compresi invece tra i 4 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà del tutto simile. Inizialmente il cielo risulterà molto grigio, con il passare delle ore invece non si escludono parentesi più soleggiate. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime invece sui 5 e 7 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui tanto sole su tutti i settori, locali nevicate sui settori alpini di confine, a tratti anche abbondanti. Temperature minime intorno ai -6 gradi, massime sui 2 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.